Eccoci qua, cari telespettatori, nel nostro spazio con lo SPI CGIL, ma questa volta in studio abbiamo il piacere di avere in carne ed ossa Fabio Malaspina, segretario regionale SILP, Sindacato di Polizia della CGIL del Veneto. Ben arrivato, ben ritornato qui con noi. Grazie. Stavolta dicevo in carne e ossa perché una volta abbiamo fatto in via virtuale, ma avevamo dei problemi di connessione. Ed è sostituto commissario alla Questura di Venezia, quindi operativo e sul campo. Per dire che cosa? Che quello che ci racconterà, consigli per le persone anziane, sono dettate da un'esperienza profonda, maturata in anni e anni di lavoro e di grande attualità, per cui non è una persona che non ha contatto con la realtà, no, ci lavora costantemente, perché poi i segretari sindacali della polizia sono persone che lavorano, vero? Assolutamente. Lavorano costantemente e hanno a che fare con la realtà. E la realtà che cosa ci dice? Ci dice che, rimanendo il tema specifico dei reati predatori e le truffe nei confronti dei cittadini e dei pensionati, quindi delle fasce della popolazione sicuramente più debole, hanno subito forti incidenze e forti aumenti anche ad esempio nel periodo della pandemia, anche nel 2020, che ha conosciuto sicuramente una forte riduzione dei reati dettati dal blocco della circolazione. Anche quelli nei confronti degli anziani, truffe in presenza o truffe anche online o via telefono, pur avendo registrato una diminuzione, comunque nel confronto sono comunque aumentati. Quindi è un tema che noi ci prestiamo molto volentieri nella collaborazione che ormai abbiamo da oltre 10 anni con lo SPI CGIL, con il quale ovviamente c'è piena sintonia culturale e politica, e diamo una mano per quello che siamo in grado di fare. O incontrando gli anziani nelle leghe, oppure in situazioni come queste provare a raggiungere con dei consigli che sono nella loro elencazione, poi vedremo, sono sostanzialmente anche molto semplici, talvolta pure banali, eppure tutti questi fatti di cui andremo poi a fare un breve elenco accadono quotidianamente nelle varie parti d'Italia, quindi non è tempo sprecato ripeterli e tornarci sopra anche con un filo di ironia, sperando che non capiti a nessuno. Esatto, mi piace il filo di ironia, però voi non dovete prenderla con ironia, dovete prenderla grandemente, seriamente, attenzione. Certo. Allora, bisogna difendersi, difendiamoci. Io direi anche dalla regia se possiamo mettere in onda questa slide, perché sembra impossibile, ma veramente bisogna tutelare, difendersi con grande attenzione, quindi informazioni corrette e soprattutto per cercare di stare il più sicuro e sereni possibili. Come affrontare la quotidianità? Partiamo dalla situazione in casa, che è il luogo dove adesso siamo costretti, e gli anziani soprattutto, segretario, sono costretti a stare o dovrebbero stare. Più degli altri, ma anche come gli altri, sicuramente. Beh, anche qui i consigli sono quelli classici, però sicuramente tenere le porte di casa chiuse con le chiavi dalla parte interna ma non inserite, ad esempio, cioè togliere, magari dare un giro di chiave e poi togliere la chiave. Togliere la chiave, perché lasciare la chiave inserita, qualora il malfattore sia dotato di una certa tecnica e di certe strumentazioni, gli consente di infilare un filo che poi di fatto gli consente di girare la chiave in senso contrario. Quindi chiudere a chiave e togliere le chiavi. Ecco. Sicuramente la catenella, lo scrocco, qualcosa che aiuti a dare un secondo elemento di chiusura, e che è chiaramente utile nel momento in cui magari girando la chiave per aprirla e aprendo un po' la maniglia, comunque rimane la famosa catenella che ti consente magari di osservare, di vedere la persona che si presenta all'uscio, soprattutto nei condomini, soprattutto nei piani rialzati. Cosa diversa può essere magari un'abitazione privata, e quindi accertarsi fisicamente di chi è alla porta, ed eventualmente, come poi vedremo, alcuni soggetti si presentano o come appartenenti alle forze di polizia piuttosto che usano tante strategie, poi le vediamo. Comunque tanto questo è proprio quello, e quindi chiaramente non lasciare le chiavi sotto lo zerbino quando si esce. Questo penso sia ormai da superare ampiamente. In molte zone, soprattutto quelle rurali, dove ancora resiste una sorta di solidarietà, di conoscenza reciproca, molti lasciano la casa
con la porta aperta, non è il caso assolutamente di farlo. Caspita, no, non lasciare questo assolutamente, anche se uno ha il giardino... Sembra evidente, ma non va esatto, non ho fatto benissimo a dirlo, però è vero. Poi tra l'altro se si esce di casa, quello vedevamo anche appunto nella prima slide, lasciare dei segni come se si fosse in casa, no? La luce accesa, certo, la televisione. Se uno si assenta per un'ora, 2 ore, perché non lasciare una luce accesa in casa? Quando chiaramente ciò abbia un significato, quindi sera o dico di notte, lasciare un televisore acceso, cioè dare l'impressione che la casa è abitata, esatto. C'è vita. Questo sicuramente può non bloccarli completamente, può non dissuadere del tutto in questo caso il ladro, perché talvolta entrano con le persone in casa, magari entrano dal seminterrato e la famiglia abita, sta pranzando, sta cenando al piano superiore. Anche questo non è un elemento che ti mette totalmente al sicuro, ma può aiutare, perché poi un ladro di fronte a un'abitazione buia e chiusa e un'abitazione con luci accese e un televisore che va, sicuramente punta prima su quella chiusa. Chiaro, chiarissimo. Beh, magari dotarsi di antifurti, qualche cosa, costano anche poco. Assolutamente sì, rispetto a 10-15 anni fa ora un antifurto è estremamente più economico, è molto più, sono anche da un punto di vista realizzativo, non richiedono lavori di taglio dei muri, inserimento di canalette e quant'altro, ci sono a batteria, wifi, piuttosto, sì, con la possibilità poi di vedere, di essere remotizzati, per cui se non è magari l'anziano, però le immagini potrebbero essere girate su un tablet, su un smartphone del figlio, che allora anche a distanza può comunque dare un occhio all'abitazione dei genitori con genitori presenti, perché certo, chiaramente lo può fare anche quando i genitori sono in vacanza e quant'altro, però si può fare, basta essere d'accordo, chiaramente si può controllare l'abitazione a distanza. Questo è importante. Vediamo un po' la slide successiva, che dice un'ovvietà che però non è tanto ovvia, perché si tende a lasciare segnali a destra e a manca, così anche ai vicini, chiacchierando, parlando a voce alta, di quel che si fa, e quindi tutti sanno da quando a quando stai via, dove vai, e quando soprattutto non ci sei e non torni. Certo, qui diciamo il ragionamento è double face, nel senso, da una parte si dice trova dei contatti a cui lasciare qualche riferimento, che può anche essere un vicino se uno non ha la possibilità di lasciarlo a un figlio o a un fratello, per cui che qualcuno sappia che ci si assenta per un giorno piuttosto che per una settimana è indubbiamente utile, anche per lanciare l'allarme nel caso in cui si sentissero rumori o si vedessero cose all'interno dell'abitazione che si sa che è disabitata dagli abitanti. Contemporaneamente però dall'altra parte queste informazioni non vanno date a chiunque e non vanno ripetute decine di volte, perché altrimenti rischiamo nella super informazione di facilitare un percorso che poi arriva la notizia anche a chi la notizia ne può farne un uso distorto. Quindi anche lì, qualora l'abitazione si presti, non tutte ovviamente si prestano, perché non lasciare, ci sono anche dei temporizzatori che ti spengono una luce e te ne accendono un'altra, e magari se uno si sta in vacanza una settimana si può anche provare a lasciare una luce accesa. Informare qualcuno indubbiamente sì, però selezionarlo. E quindi in numero ridotto e su un rapporto di fiducia che si ritiene ben riposta. Assolutamente, poi magari ci sono anche gli anziani tecnologici, su Facebook non dare notizie di si sta andando. Sì, assolutamente. Questa è l'altra cosa. Sei in vacanza, qualche foto sì, ma magari appunto a qualche amico, ma non decisamente fare la cronostoria della vacanza in Facebook in tempo diretto con tutta la famiglia in video o in foto, perché a quel punto qualcuno potrebbe riconoscerti e provare a... Certo. E ce ne sono. Poi si dice non mandare ad aprire i bambini la porta, sembra una banalità, però è una cosa estremamente diffusa, e non aprire in automatico il portoncino. Certo. Quindi vediamo un po' la slide successiva. Sconosciuti alla porta, se sei in casa tieni la porta protetta, chiusa a chiave o con la catena di sicurezza, e non aprire agli sconosciuti. Categorico questo, Assolutamente sì. C'è sempre tempo per aprire, prima accertiamo chi è, e poi questo purtroppo lo constatiamo per esperienza quando magari andiamo per qualche motivo nei condomini, suoni un campanello, magari anche a caso, e la prima cosa, la stragrande maggioranza dei casi, il portoncino giù viene aperto in automatico senza nemmeno aver capito
chi c'è giù. E quindi già questo abbatte una barriera, la barriera del condominio, quindi del portone principale. Poi se una volta che sei dentro e non hai un obiettivo prefissato, l'appartamento al secondo piano, ma tutti potrebbero andare bene, allora lì si tratta di provarci, no? E provi con il primo piano, e se qualcuno ti risponde lasci perdere, e magari là dove invece non risponde nessuno potrebbe provare a entrare. E questo, diciamo, anche questa è una cautela che andrebbe fatta, va un po' in contrasto con il fatto che magari suona il campanello al quarto piano, dice chi è, posta piuttosto che corriere, viene aperto il cancello e dopo potrebbe succedere qualcosa. Assolutamente. Nella stragrande maggioranza dei casi non succede comunque, non succede, infatti. Perché tutti i giorni succede questo però dappertutto. bisogna stare attento. Vediamo un po' la slide successiva, così la lasciamo lì ferma perché è anche abbastanza lunga, ma intanto noi la raccontiamo. Che molti furti in casa si possono anche evitare rispettando alcune semplici regole. Assolutamente. Allora, ci dica quali sono in sostanza, già ne abbiamo accennato ad alcune. Ma come sta scritto, come dice lei nella lunga slide, allora la porta blindata, anche lì se è possibile sarebbe preferibile averla, molti appartamenti ormai ce l'hanno, altri potrebbero sostituirla, sicuramente ha un costo, ma che viene sicuramente ripagato alla prima occasione utile, cioè se quell'appartamento subisce l'ingresso o l'intrusione da parte di ladri, il costo della porta blindata viene immediatamente ripagato dai minor danni che potrebbero avvenire. Il contatore, questo qua del contatore effettivamente... Il contatore, anche questo è un consiglio, ma è chiaro, poi va calato nella realtà. Ci sono alcune situazioni in cui la cosa è possibile, altre no. Se fosse possibile il contatore andrebbe protetto all'interno di una cassetta metallica, chiaramente deve essere dotata di chiavi, peraltro sono chiavi universali che devono essere a disposizione anche degli operatori delle società, quindi non è una blindatura particolare, però ci sono condomini, me ne viene in mente uno recentemente, che una volta entrati nel portone d'ingresso c'è l'ascensore da una parte, le scale dall'altra, la porta delle cantinette e una porta all'ambiente contatori, quindi una porta normale, non chiusa, senza chiave, che dovrebbe invece avere la chiave e in possesso dei condomini ed eventualmente chiaramente dell'amministratore di qualche altro soggetto, e quindi con 3 gradini si entrava in una stanza leggermente sottostante in cui erano presenti tutti i contatori elettrici, tutti i contatori del gas e tutti i contatori dell'acqua di un condominio. Indubbiamente così è stato realizzato, non si può modificare, però allora lì probabilmente una qualche stratagemma, una qualche misura di sicurezza maggiore sarebbe consigliabile, altrimenti la tecnica è quella di entrare, abbassare il contatore della luce, che è quello più utile ai fini di poi portare a compimento un furto, quello che è, e questo come minimo determina gli inquilini a scendere per ripristinarlo, certo. E quindi apriamo la porta al buio, oppure di entrare in appartamenti che si possono ritenere vuoti, sapendo che se non c'è un allarme che parte in ogni caso, l'appartamento è libero, è buio ma è libero. Per quanto riguarda invece i nascondigli domestici, che sono molto usati così dalle persone ritenendo, perché ad esempio si menzionano i vasi, effettivamente uno diceva sì, il vaso, sì, anche qui giocare un po' con la fantasia, cioè evitare i cassetti del mobile della camera da letto, e tenere lì il comodino, il comodino. Detto questo, e quindi perché non nascondere in cucina dietro i barattoli del caffè, dello zucchero, qualcosa che abbia un significato, cioè inventarsi un attimo di idee. Anche attenti, la camera da letto è la stanza da tenere, in cui conservare meno possibile denaro, oro e quant'altro, proprio perché già è la stanza dove loro come dire, puntano per primo. Un consiglio che sta in questa pagina è che troppo spesso capita ai colleghi, quando negli uffici prendono le denunce per furto, sentono, quando glielo dicono, il cittadino che ha subito il furto dice
averci pensato prima, è quello di fare una serie di foto dei propri beni, perché la foto, ma anche proprio di dettaglio, la fede con la data di matrimonio piuttosto che il nome, le varie, cioè tutto quello che ha fotografare i documenti, perché la foto non sostituisce il documento, però sicuramente consente quantomeno di fare una denuncia più agevole, avendo tutti i dati a disposizione. Questa è una Quindi cosa importante. fotografare e riprendere, ma direi che fotografare è sufficiente, e poi conservarle in modo che all'evenienza siano in qualche modo, sono sicuramente molto utili ai fini delle indagini, anche perché quando gli uffici di polizia recuperano refurtiva, solitamente mettono nei giornali delle comunicazioni per cui chi ha subito dei furti può presentarsi al commissariato tot dalle alle, presentarsi con la denuncia ma accompagnata anche dalle foto dei propri oggetti, mette anche noi nelle condizioni di, come dire, sentirci veramente in grado di restituire il tal bene all'effettiva persona proprietaria. Ma poi un'altra cosa, se magari si nascondono in casa chissà dove soldi o cosa, è bene che almeno una persona della famiglia estranea alla persona che l'ha fatto ne sia a conoscenza, perché succede che poi queste cose non si ritroveranno mai più, oppure quando la moneta, quando si cambia la valuta, sì. Anche questo è importante. Alcune indicazioni perché ci sono nascondigli straordinari, che però dopo ricordarsi dove hai messo o scovare una persona anziana che magari l'ha fatto diventa impossibile. Assolutamente, questo indubbiamente è un'altra parte a cui tenere a mente. Tener conto, una banalità. Ma allora c'è anche la questione dei borseggi, vediamo l'altra slide. Purtroppo questo succede di frequente, e le persone anziane soprattutto, ma non soltanto, non si rendono conto di essere seguite, pedinate quando vanno, che so io, a ritirare i soldi, a portare l'imposta, quant'altro. Assolutamente sì, anche qui grande cautela. Bisogna dire che negli anni, anche perché diventano anziani una fascia di popolazione che 10-15 anni fa non lo era, e quindi l'utilizzo e il ricorso a mezzi di pagamento elettronici sono sicuramente aumentati, e la fila agli uffici postali per il ritiro delle pensioni non vede l'afflusso che si registravano anche soltanto 10 anni fa. Oggi, vuoi anche in questo periodo particolare in cui le pensioni vengono pagate non tutte lo stesso giorno ma scaglionati per evitare l'assembramento, questo sicuramente aiuta. Ciò non toglie che un accredito della pensione, piuttosto che andarlo a prelevare in contanti, e quindi poi ricorrere all'utilizzo di bancomat, carte di credito e quant'altro, riduce la possibilità di essere vittima di borseggi. Poi anche lì, nel momento in cui comunque uno, che sia perché va a ritirare la pensione, che sia perché va a ritirare al bancomat una certa somma di denaro contante, accanto alle cautele di accertarsi che accanto a sé, nel momento in cui si digita il PIN, non ci sia nessuno, è anche quello comunque di separare almeno in due distinti porzioni, diciamo così, il denaro ritirato. Basta metterlo uno nella tasca destra e uno nella tasca sinistra, qualora succedesse uno scippo, in una delle due mani, in una delle due tasche riescono ad entrare, non in tutte e due. Borsetta, esatto. Per quanto riguarda le signore, chiaramente la borsetta, la borsa è strumento indispensabile, però il meno consigliato dove riporre il denaro. Anche lì una tasca interna al cappotto piuttosto che una tasca di una giacca è consigliabile, rispetto anche perché più sta aderente al corpo, più è facile sentire diciamo così, l'intrusione e il tentativo di... E qui dopo, tra l'altro, la borsetta tenersela ben stretta, non dove è esposta alla strada, se magari si cammina per strada, assolutamente, perché poi uno strappo che porta via la borsetta fa cadere la persona, l'anziano si può fare anche molto male. Tecnicamente... Quindi questa è l'ultima slide degli scippi, un po' da far vedere anche. Sì, esatto, tecnicamente poi il borseggio e il scippo sono due furti. Il borseggio però avviene con un'abilità, con un'agilità che da un punto di vista fisico non comporta, non dovrebbe comportare assolutamente nessun tipo di conseguenza, se non constatare successivamente
l'asporto del prodotto, diciamo del portafoglio, certo, del denaro. Lo scippo invece è un furto con strappo e quindi c'è sicuramente un'azione di modesta violenza, altrimenti sfoceremo nella rapina, però c'è uno strappo, appunto, la borsa può essere certo, la tracolla, lo zaino può essere strappato di dosso, talvolta la persona, soprattutto se anziana, potrebbe risentirne, magari anche cadere, farsi male. perdere equilibrio, quindi E il ladro in questo caso, proprio perché ha agito ma è stato notato, e come se è stato notato dalla vittima, tende alla fuga e addio, correndo e quant'altro. Allora, siamo in chiusura, grazie segretario. Io chiedo alla regia solo se ci mettono in onda i numeri di emergenza, polizia e soccorso pubblico da tenere ben presenti, certo, perché abbiamo la Polizia di Stato. Quando si verificano questi casi, bisogna sempre denunciarli? Assolutamente sì, sempre denunciarli. Ora esiste il numero unico per le emergenze, il NU, il 112, funziona ancora il 113, chi ha i carabinieri o la polizia locale nel proprio comune può chiamare anche loro, a seconda anche della vicinanza rispetto al capoluogo, e denunciare sempre, assolutamente, anche se si ritiene che per sé possa non avere alcun effetto pratico, perché magari non mi hanno rubato documenti, mi hanno rubato soltanto denaro, quel denaro non lo recupererà la polizia, di conseguenza non faccio la denuncia. Però a voi serve per avere un po' il quadro della situazione, sì, per intervenire in modo... Da diversi anni, dal 2012, quindi andiamo quasi verso i 10 anni, ci sono strumenti informatici sempre più sofisticati che consentono, sulla base di dati che vengono inseriti quotidianamente proprio dalle divisioni anticrimini che raggruppano, che ricevono tutti i dati dagli uffici territoriali, vengono immessi in una banca dati i dati vengono analizzati e studiati, e quindi si può, non dico prevedere il reato, ma sicuramente elaborare delle mappe di incidenza di singoli reati. Avete capito, quindi è estremamente importante. Allora, segretario Fabio Malaspina, grazie del suo intervento, l'avremo ancora con noi perché ci sono altri consigli da dare, altre situazioni di rischio. Noi intanto la lasciamo, voi vi lascio alla pubblicità, restate con noi perché la trasmissione con gli altri nostri ospiti incomincia subito dopo.